Giovane mamma bengalese vittima di una violenta aggressione sulla porta di casa in un condominio di Codogné. Un individuo tenta di strangolarla, lei riesce a scappare, salvata dai vicini. Operaio di 49 anni raggiunto da una scarica elettrica mentre lavora alla cabina della casa di riposo di Roncadelle e li trasportato in ospedale. In prefettura ha deciso il rafforzamento dei controlli nei luoghi di lavoro. Hanno tra i 12 e i 14 anni i componenti di una baby gang che ha seminato il panico tra Santabona e San Liberale. Ai genitori corsi di educazione civica, commenta il sindaco Mario Conte. Dopo la violenta rissa a colpi di catene in stazione a Montebellune, i carabinieri hanno arrestato un 28enne e un 29enne di origine nigeriana, i cittadini esasperati, zona pericolosa. In fiamme la notte scorsa l'ex discoteca M1 di Caonade di Montebelluna, da oltre 10 anni, passata da Tempio del Ballo a rifugio di sbandati. Attese nella tarda mattinata di domani nevicate fino a quote collinari, dichiarato dal Sistema regionale di protezione civile lo stato di attenzione. Il comune di Treviso al fianco del Benetton Rugby per raccogliere fondi a sostegno dei centri antiviolenza della Marca. 2 i momenti per sostenere i centri, il primo il 16 dicembre in occasione del match Benetton-Perpignano. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque lo avete sentito, in primo piano la cronaca, indagini in corso a tutto campo da parte dei carabinieri di Conegliano per l'aggressione ad una giovane mamma bengalese vittima di un tentato femminicidio. Un individuo l'avrebbe aspettata sull'uscio di casa con un sacchetto ed avrebbe tentato di strangolarla. Allora, è successo lunedì mattina alle 7:30, probabilmente la signora è andata a portare il figlio a scuola. Quando nel momento in cui è tornata, ha aperto la porta, si è trovato questo ragazzo 25 anni, ha detto circa, e che le ha tirato un colpo in testa e ha provato a strangolarla con la borsa. E lei è riuscita a scappare in qualche modo, urlando, un po' sconvolto, un po' tutto, è scesa giù, finché non abbiamo soccorsa noi, cioè io e mia madre e la vicina qua. Potrebbe essere un tentato femminicidio. L'aggressione alla giovane mamma bengalese è avvenuto in questo condominio di via Aldo Moro a Codogné. Un tentativo sventato grazie alla prontezza della vittima, ma anche alla reazione immediata dei vicini che non hanno esitato ad aprire le porte per capire cosa stava succedendo. Testimone il giovane Ana Sadrawi, tra i primi a soccorrere la giovane mamma. Tu sei arrivato subito perché hai sentito le urla? Io l'ho letto, ho sentito le urla, mi ho svegliato, mi sono alzato, ho visto la signora sconvolta. Tutto in pochi minuti su questa porta, mentre sul pianerottolo sottostante la donna, dopo aver urlato, si è accasciata a terra. La donna si è messa qua a terra finché non è arrivata l'ambulanza. Sicuro? E qui invece c'è più è successa l'aggressione? Sì, praticamente qua abita la signora. Da qua è entrato. Ma è proprio entrato oppure l'ha preso? È entrato dentro, sì. È entrato dentro? Dentro. Adesso noi non sappiamo se è uscito dal tetto, dato in un modo di scappare, perché altrimenti noi l'avremmo visto scendere. Invece nulla. L'aggressore dunque sarebbe saltato dal terrazzo sui tetti vicini per far perdere poi le proprie tracce, mentre sul posto un'ambulanza soccorreva la giovane donna. Ma aveva sangue? No, aveva solo un piccolo ematoma sulla testa. Poi per il resto sì, non aveva niente di che. La signora sì, dovrebbe essere tornata a casa, che c'ha il marito qua, e basta, sì. È la prima volta che vi capita? La prima volta che succede una cosa simile. Poi comunque è un posto tranquillo, qua in centro non è mai successa una roba simile, infatti un po' tutti mi hanno detto che sì, è una cosa che non è mai successa. Ora i carabinieri stanno indagando su diverse ipotesi legate all'aggressione, dal furto in casa finito male alla tentata rapina fino al tentato femminicidio, considerando che il 25enne avrebbe cercato di strangolare la vittima con una borsetta di plastica. Incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Roncadelle di Ormelle. Un operaio è stato folgorato mentre stava lavorando all'interno di una cabina elettrica. Ennesimo caso in un cantiere, mentre oggi in prefettura un vertice analizzava i dati sugli infortuni e stabiliva le contromisure da adottare.
Stava lavorando in una cabina elettrica presso la casa di riposo Luigi Augusta Roncadelli di Ormelle, quando secondo una prima ricostruzione dei fatti è stato raggiunto da una scarica elettrica. Immediatamente soccorso da un collega di lavoro, il 49enne manutentore di una ditta della zona è stato trasportato all'ospedale di Treviso. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. L'infortunio sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto per accertamenti personale Spisal, carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito. E la sicurezza sui luoghi di lavoro è stato anche il tema del vertice di oggi in prefettura. Da gennaio a settembre di quest'anno rispetto al 2022 c'è stato un calo degli infortuni denunciati, mentre di contro un aumento dei morti, 9 quest'anno rispetto ai 7 del 2022. È l'agricoltura il settore maggiormente colpito, seguito dai cantieri edili. Nel confronto tra istituzioni e sindacati è emersa la volontà di effettuare maggiori controlli, ma anche una maggiore attività formativa sia a scuola che sui luoghi di lavoro. Hanno tra i 12 e i 14 anni componenti di una baby gang che negli ultimi giorni ha seminato il panico tra Santabona e San Liberale. Genitori corsi di educazione civica, ma prima devono pagare i danni fino all'ultimo centesimo. Le parole del sindaco. Cominceremo un percorso educativo per i genitori e per i figli. È evidente che nella loro famiglia c'è qualche vuoto valoriale. Questo vuoto valoriale, se non vogliamo che episodi come quello dell'altro giorno si ripetano, deve essere compensato attraverso dei percorsi di educazione civica che sono disponibili a fare anche in prima persona se dovesse servire. Il sindaco Conte è intenzionato a convocare le famiglie dei ragazzini tra i 12 e i 14 anni responsabili di aver seminato il panico tra San Liberale e Santabona, sfondando le pensiline degli autobus, infastidendo i passanti, minacciando i residenti. La volontà del primo cittadino è quella di coinvolgere genitori e ragazzi in corsi di educazione civica che si dice pronto ad organizzare lui stesso. Devono capire, aggiunge, che i gesti dei loro figli hanno conseguenze per i ragazzi, ma anche per le famiglie. Chiamerò alle loro responsabilità i genitori, perché a 12 anni e 14 anni tu devi sapere cosa sta facendo tuo figlio e soprattutto devi pagare se tuo figlio commette dei reati. Bisogna pagare i danni fatti e soprattutto bisogna tutelare anche l'immagine di una città, ma non tanto perché vogliamo far vedere che siamo una città bella e sicura, ma perché in quel quartiere ci sono dei residenti, ci sono dei commercianti, c'è uno studio di medici che vuole continuare a lavorare, a servire la comunità. In pochi giorni i componenti della baby gang, una quindicina di giovanissimi, sono stati identificati. Grazie all'installazione delle telecamere siamo riusciti a risalire ai responsabili. Grazie alla presenza delle forze dell'ordine siamo riusciti anche a individuarli nel giro di poche ore. Questi episodi minano la percezione di sicurezza in quel quartiere e quindi danneggiano l'immagine di un quartiere, di una città, cosa che io non voglio in alcun modo accettare. Ed ancora cronaca, dopo la violenta rissa a colpi di catene, i carabinieri hanno arrestato 2 persone, un 28enne ed un 29enne di origini nigeriane, già note alle forze dell'ordine. I cittadini esasperati di Sera è una zona pericolosa. Capita spesso qui le risse? Mi pare ogni giorno, cioè, tra diciamo frequentatori più o meno leciti di questa zona, ecco. Adesso non so nello specifico cosa sia successo, però praticamente ogni sera ci sono le forze dell'ordine qui che intervengono. È una zona pericolosa soprattutto nelle ore serali, ci spiegano i cittadini esasperati dalle continue aggressioni e liti. Dopo l'ultima, avvenuta nelle scorse ore, i carabinieri hanno arrestato un 28enne ed un 29enne di origini nigeriane, già noti alle forze dell'ordine. Poco distante la stazione ferroviaria, i 2 hanno preso a colpi di catene un 38enne marocchino. Lo hanno picchiato sotto gli occhi impauriti dei passanti. L'uomo è stato soccorso e ricoverato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. I 2 sono accusati di lesioni aggravate e porto di armi e oggetti atti ad offendere. I militari dell'Arma, intervenuti poco dopo, hanno fermato i nigeriani e sequestrato una catena trovata sul luogo dell'aggressione. Ora si indaga sui motivi che hanno scatenato la rissa fra i 3 stranieri. Una zona che è attenzionata dalle forze dell'ordine. Sono molto presenti le forze dell'ordine qui. Bisognerebbe proprio fare in modo che questi non frequentino queste zone, ma come si fa? Non si può recintare qui. Sì. C'è anche chi è stato vittima di un'aggressione proprio in questa zona e che ora dice: di sera non passo più. Sono arrivato alla sera da Padova, non c'era nessuno in stazione e sono stato aggredito da un ragazzino, avrà avuto 18 anni.
sono stato aggredito, mi ha rubato la bicicletta, mi ha rubato il telefono, mi ha buttato per terra, mi ha preso a calci. Quindi adesso quando viene qua di sera? No, evito di venire la sera. Poco distante, un uomo è stato aggredito invece a Treviso, nei pressi del bar 8, colpito al volto con un bicchiere perché aveva tentato di sedare una lite. Io ho visto 3 marocchini che stanno facendo casino fra loro e sono venuto per farli, non fanno casini. Allora sono girato così da uno, lascialo, e tornato qua, uno ha dato una botta con il bicchiere qua. Ma perché queste risse, questa violenza proprio vicino alle Allora stazioni? ci sono delle persone che non sono buone, tante. In fiamme la notte scorsa l'ex discoteca M1 di Caonada di Montebelluna, da oltre 10 anni passata da tempio del ballo a rifugio di sbandati. Oggi è stato un continuo via vai di ex frequentatori davanti all'entrata dell'M1 di Montebelluna. Un nome che soprattutto i giovani degli anni 80 e 90 ricordano molto bene, perché questo complesso è stato uno dei templi del ballo e del divertimento. E oggi gli ex ragazzi erano tutti con la tristezza nel cuore nel vedere cosa è rimasto di uno dei simboli della loro giovinezza. Soprattutto dopo la scorsa notte, quando all'interno della foresteria è scoppiato un incendio che ha devastato ciò che i vandali e sbandati non avevano ancora distrutto. Solo il pronto intervento dei pompieri è limitato ad un'ala seppur importante del complesso la distruzione del rogo. Rete elettrica tagliata e tubi del gas chiusi da tempo provvederebbero per l'ipotesi del dolo come causa dell'incendio. Qualcuno, per difendersi dal freddo, avrebbe cercato di accendere un fuoco dentro le stanze, con le fiamme che in breve avrebbero invaso tutti i locali. Del resto, dal 2012, anno di chiusura definitiva della discoteca, solo per qualche tempo è rimasto un custode. I vicini raccontano che l'isolamento, ma soprattutto l'iniziale presenza notturna di personaggi equivoci sul parcheggio e poi sotto le volte delle entrate avrebbe indotto il giovane a lasciare impiego e abitazione. Da allora è stato un crescendo di sbandati in cerca di rifugio, di appuntamenti tra clienti e spacciatori, ma anche di malviventi che in più di qualche caso avrebbero usato la discoteca come base per poi tentare furti nelle case lungo via Ponte di Legno. M1 da centro delle mille luci a buco nero dell'illegalità, tra l'altro a ridosso di un percorso storico frequentato dai cittadini come è diventata la Tradotta. Ecco perché l'incendio è un segnale chiaro per l'amministrazione comunale. Io dico sempre: denunciate le autorità competenti, per favore. Per quanto è di nostra competenza, mi sono già coordinato con il comandante della polizia locale Paolo Scarpa, proprio per capire se abbiamo anche il potere di convocare la proprietà. Ricordo che l'immobile sussiste su proprietà privata, per chiedere spiegazioni in merito. È un posto isolato da un punto di vista urbanistico, ma contiguo alla Tradotta, quindi a maggior ragione, siccome la Tradotta è uno dei fiori all'occhiello di questa città, e mi permetto di dire non solo di questa città, va tenuta in maggiore considerazione anche il decoro della zona circostante. Incidente questa mattina intorno alle 7 in via Bosco Albaredo a Medura di Livenza, dove un 66enne è rimasto ferito mentre stava facendo jogging sul lato della strada dopo essere stato investito da un'auto condotta da un 60enne che si è subito fermato a soccorrerlo. L'uomo, che ha riportato diversi traumi, è stato trasportato dai sanitari del SUAM in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sono stati condannati 4 imputati accusati di intermediazione illecita e utilizzo illegale di lavoratori. Li costringevano a lavorare nelle vigne per 12 ore, anche sabato e domenica, senza alcuna misura di sicurezza. Oltre 15 anni di carcere complessivi per i 4 imputati accusati di sfruttare i lavoratori costringendoli a turni massacranti, anche 12 ore al giorno nei campi, senza alcuna misura di sicurezza e con paghe irrisorie. Knurran Dil, 32enne pakistano, è stato condannato a 5 anni per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso, mentre il connazionale 31enne Junaid Arshad, la spagnola 32enne Soraya Casomurrio e Monica Corrò, 50enne trevigiana, sconteranno 3 anni e 4 mesi. La sentenza di primo grado prevede inoltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per Dil, considerato il capo dell'organizzazione, mentre gli altri 3 imputati sono stati interdetti per la durata della
della condanna. Tutti invece sono stati interdetti a vita dagli uffici di assistenza o sostegno nei confronti delle persone deboli. Le indagini dei Carabinieri di Treviso e Roncade, del Nucleo Ispettivo del Lavoro e del Gruppo dei Carabinieri Tutela del Lavoro di Venezia erano scattate nel 2020, quando i militari avevano scoperto un'azienda attiva nel settore agricolo che reclutava cittadini stranieri da impiegare come manodopera per lavorare presso imprese del territorio in regime di sfruttamento. Una decina di lavoratori sfruttati, tra cui irregolari sul territorio nazionale e minorenni, quindi ricattabili, costretti a salire sui furgoni alle prime ore del giorno e a lavorare fino a sera per poi neppure dormire su un letto, ma addirittura per terra, minacciati di non venire pagati il poco concesso. Truffa a criptovalute, sale il numero degli indagati, dai 40 se ne aggiungono oltre una trentina, si tratta di broker NFT, questi ultimi sono accusati di abusivismo finanziario. Le prime luci dell'alba ieri la Guardia di Finanza di Treviso ha effettuato delle perquisizioni in diverse regioni italiane alla ricerca di documenti che gli inquirenti ritengono importanti ai fini delle indagini sulle NFT. I broker avrebbero permesso alla NFT di racimolare i soldi, 23 milioni di euro, almeno, stando alle stime dei magistrati trevigiani, il valore della truffa, che avrebbe avuto come vittime circa 1 migliaio di persone. Pensioni, svalutazione del personale infermieristico e sicurezza sul luogo del lavoro sono i temi che hanno portato il sindacato degli infermieri a manifestare in Piazza dei Signori, consegnate a prefetto di Treviso le istanze dei lavoratori uniti nel grido "Giù le mani dalle pensioni". Giù le mani dalle pensioni, e quindi alla volontà di questo governo di tagliare le pensioni dei professionisti sanitari, che sono sempre più in fuga da questo sistema sanitario che non li valorizza. Nursing Up, sindacato degli infermieri e dei professionisti sanitari, in presidio a Piazza dei Signori per chiedere al prefetto di Treviso e agli esponenti del governo un intervento deciso contro la legge finanziaria che prevede un riconteggio a ribasso delle pensioni per gli infermieri assunti prima del 1996. Togliere questa rimodulazione delle pensioni sui professionisti sanitari, nonché anche le professioni non mediche, e l'altro punto riguarda quello di aumentare il finanziamento della spesa pubblica per la sanità, perché le assunzioni devono essere fatte in un modo continuo. Carenza di personale e di ricambio generazionale. Nel 2024 saranno circa 14.000 gli infermieri che andranno in pensione, posti che non potranno essere riempiti nemmeno assumendo tutti i neolaureati in infermieristica, ad oggi circa 10.000. Lo Stato sta rispondendo assumendo in stranieri, mentre nostre professionalità formate con eccellenza e qualità vengono allettate dall'estero, quindi vanno all'estero perché vengono offerti stipendi d'oro, tanti benefit che invece qui non abbiamo, e a volte anche lo stipendio è uno stipendio da fame. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio. Panificatori in prima linea nella lotta alla violenza sulle donne, spesso testimoni di storie molto forti. Sentite. L'anno scorso, il primo giorno di presentazione di questa campagna, stavo tagliando una pizza e per prendere tempo, c'era una cliente, ho cominciato a parlare. Sai, da oggi comincia la campagna contro la violenza sulle donne. Dobbiamo far conoscere l'importanza del 1522. Questa donna si è messa a piangere, io ho visto lacrime scendere e credetemi è stato davvero difficile. E questa donna mi ha detto: scusami, hai toccato un argomento molto difficile per me perché il mio compagno è diventato violento. Questa è una delle storie che la vicepresidente del gruppo Panificatori di Ascom Marca Trevigiana ha raccolto in questi anni di iniziative contro la violenza sulle donne, che vede i panifici in prima linea con la pagnotta dell'abbraccio e i sacchetti con il numero 1522. Nonostante la forte testimonianza, a quella cliente Claudia Bedelago ha subito consigliato di chiedere aiuto. Io ho detto: non voglio sapere niente, però sappi che questo numero è a disposizione delle donne che sono vittime di violenza. Chiama, trova il coraggio di chiamare e di farti aiutare. L'ha più rivista poi? No, non l'ho più rivista. Non è facile.
non è facile, anche perché ti senti coinvolta. Tante poi le donne che sono arrivate nel panificio di Claudia per ringraziarla di aver indicato loro una via per uscire dalla violenza. Un'iniziativa che anno dopo anno cresce, passando dagli iniziali 1.500 pagnotte prodotte alle attuali 2.500. I colleghi ancora questa settimana produrranno la pagnotta a braccio perché la richiesta è ampia. Un successo che si manifesta anche nell'interesse dei clienti, donne sì, ma sempre più anche uomini. È diventato un oggetto di regalo, un regalo anche per le donne che lavorano in azienda, quindi i datori di lavoro hanno comprato decine e decine di pagnotte da regalare alle proprie dipendenti. E anche quest'anno l'uomo invece è stato più sensibilizzato, tanti sono venuti a prenotare la pagnotta. Partita 3 anni fa dalla marca trevigiana, l'iniziativa della pagnotta arancione dal 2024 varcherà i confini provinciali. Questo progetto da quest'anno, dal 2024, diverrà un progetto nazionale. Non si ferma a Treviso, ma andremo in tutta la nazione e spero che questa campagna rimanga e vada avanti tutto l'anno. Il Comune di Treviso a fianco di Benetton Rugby per una raccolta fondi a sostegno dei centri antiviolenza della marca, 2 momenti per sostenere i centri, il primo e il 16 dicembre in occasione del match Benetton-Perpignan. In campo con loro scenderemo noi, con i centri antiviolenza dell'intera provincia, perché anche in questo sappiamo fare squadra, abbiamo voluto fare squadra, quindi ci saranno dei punti informativi con i 5 centri antiviolenza e una parte del ricavato della partita del 16 dicembre verrà devoluta direttamente a Casa Rifugio. Lo sport che incontra l'amministrazione. C'è il Benetton Rugby a fianco del Comune di Treviso, insieme per un progetto di sensibilizzazione sulla violenza di genere. Una raccolta fondi a sostegno dei centri antiviolenza trevigiani che si articolerà in 2 step. Il primo il 16 dicembre in occasione del match con il Perpignan, il secondo a fine stagione con l'asta delle maglie della nuova divisa da gara rosa, create appositamente per promuovere la campagna. La squadra vestirà questa divisa proprio pensando a questo tipo di problema. A sostegno dell'iniziativa anche il consorzio del Prosecco Doc, partner di Benetton Rugby, sulle cui maglie campeggia il claim Osa Rosa, volto a sottolineare un deciso supporto nella lotta all'eliminazione della violenza sulle donne, ricavato dell'asta delle divise che verrà distribuito ai 5 centri antiviolenza di Treviso. Grazie ai fondi che appunto riceveremo, grazie a questa collaborazione potremo implementare il nostro aiuto per le donne, proprio perché il numero delle richieste d'aiuto è raddoppiato dall'anno scorso, dal 2022 i dati sono letteralmente raddoppiati, abbiamo già superato il numero dell'anno scorso e quindi i fondi stanziati ovviamente precedentemente sono veramente risicati, così possiamo rispondere a più richieste d'aiuto e poter intervenire nell'accoglienza e nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Sono attese nella tarda mattinata di domani deboli nevicate fino a quota collinare 300-500 metri sulle zone montane e pedemontane, con possibili temporali accumuli di qualche centimetro fino ai fondovalli prealpini. Alla luce di queste previsioni, per garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del sistema regionale di protezione civile, è stato dichiarato lo stato di attenzione. Nel corso della giornata il limite della neve sarà in netto rialzo. Confapi Treviso, la forza della rete di impresa e di progetti futuri sarà fondamentale, è stato detto, dotarsi di una figura, il manager di rete. Da soli non si va più da nessuna parte. Occorrono sinergie tra le piccole e medie imprese per essere competitive. A Mogliano l'assemblea annuale dei soci di Confapi Treviso ha fatto il punto sul percorso già intrapreso in questa direzione, stilando poi la lista degli obiettivi per il 2024. È stato sicuramente un anno positivo di forti progettualità, ma abbiamo gettato le basi anche per ulteriori iniziative. Vedi i progetti con le ville e castelli di dimore storiche della provincia di Treviso, piuttosto che progetti di orientamento con gli istituti scolastici superiori ma anche inferiori. Formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro rimangono delle priorità. Quanto alla produzione, incognite e criticità non mancano, dalla carenza di personale specializzato al difficile contesto dei mercati internazionali. Necessario proseguire sulla strada della messa in rete delle aziende, come è stato sottolineato nel corso della tavola rotonda moderata dal direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. In platea l'europarlamentare Rosanna Conte e l'assessore allo sviluppo economico di Treviso Rosanna Vettoretti. Stiamo cercando di spingere come Confapi perché crediamo molto
molto, soprattutto in un momento particolarmente difficile come questo, il fatto che le aziende si mettono assieme, ci sia un confronto continuo sia con l'associazione ma anche e soprattutto tra di loro, perché ci sono delle argomentazioni che sono importanti in via trasversale, quindi che possono interessare tutti i vari gruppi merceologici. Occorre una pianificazione su lungo periodo da affidare a dei professionisti di questo campo. La figura del manager di rete diventa fondamentale. È una figura professionalmente molto preparata, che ha una bella esperienza, ha un background ampio da un punto di vista di competenze, ma deve essere soprattutto bravo nelle relazioni, perché deve far colloquiare in modo virtuoso imprenditori, che non è sempre facile riuscire a farlo, e deve avere questa capacità di progettazione per indirizzare le attività nel modo migliore per raggiungere gli obiettivi che sono stati precedentemente condivisi. Taglio del nastro in via Ospedale a Treviso per la nuova sede dell'associazione Parkinsoniani, che conta 400 iscritti, condividerà l'edificio con l'Avis. La nuova sede per noi rappresenta un sogno che si realizza e ci permette, oltre ad accogliere gli uffici amministrativi, anche una serie di ambienti per l'accoglienza dei malati e i familiari. Diventerà presto un punto di riferimento per i 400 iscritti e i 3.000 malati della Marca la nuova sede dell'Associazione Parkinsoniani di Treviso, aperta in via Ospedale, nello stesso edificio che già ospita l'Avis Veneto e Provinciale. Lo riportiamo anche come nostro logo, mi stai a cuore, e quindi ci stanno a cuore un po' tutte le situazioni particolari e cerchiamo di portare avanti quella collaborazione tra associazioni che ci siamo riproposti di portare avanti e di implementare. Abbiamo uno sportello per le pratiche burocratiche e di validità. Apriremo uno sportello di assistenza legale. Servizi, ma soprattutto formazione per volontari, familiari e malati stessi, perché la conoscenza, dice la Presidente, è fondamentale per affrontare questa patologia. Ho il Parkinson da 20 anni e non ho paura di dirlo, perché sto bene, lo vivo, l'ho accettato e si può vivere bene anche con questa malattia. Festa di compleanno speciale oggi a Mogliano, dove il sindaco Davide Bortolato ha portato gli auguri di tutta la comunità moglianese a Wanda Simonetto, che ha spento 106 candeline. Si tratta della cittadina più longeva di Mogliano. La signora Wanda ha sempre avuto una grande passione per il cucito e lo yoga, che ha praticato fino ai 100 anni. Tutti la descrivono come una donna dal carattere coraggioso e curioso. Ambiente, territorio e educazione sono questi i pilastri su cui si basa il progetto europeo per la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio naturale e culturale. Questi soldi saranno spesi sostanzialmente per creare una rete transfrontaliera Veneto, Friuli e Austria dei parchi tematici per ragazzi e famiglie. È con la vincita del bando europeo da più di 800.000 euro che il GAL, Alta Marca Trevigiana, agenzia che si occupa della valorizzazione del territorio, insieme alla provincia di Treviso e altri partner nazionali e europei, come l'Ecomuseo delle Dolomiti Friulane e l'Università di Innsbruck, intende costruire un progetto di educazione al patrimonio culturale e naturale. Il progetto prevede delle azioni pilota per migliorare il sistema di gestione di tutti i parchi, lo scambio di esperienze, puntare anche al turismo accessibile e soprattutto, come è il titolo del progetto, Learn Out, imparare facendo. In particolare, anche come strumento di comunicazione, svilupperà un edugame, quindi un gioco interattivo che ha l'obiettivo di coinvolgere i turisti o anche gruppi scolastici attraverso il gioco e quindi le nuove tecnologie e la sperimentazione di nuovi approcci educativi. Dall'Ivelet di Revine Lago alle grotte del Caglieron, passando per il Parco dello Storga. Il progetto intende creare una rete tra gli enti gestori dei parchi. E noi punteremo, soprattutto in provincia di Treviso, a creare anche una rete provinciale, introdurre una forma di biglietto unico, perché appunto chi va in un parco
varco poi vada dalle altre parti. Crediamo che questa forma che noi chiamiamo il turismo per famiglie e ragazzi sia sempre più importante anche per valorizzare tante eccellenze che il territorio ha. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. A Belluno, dove nella sede della prefettura è stata presentata una nuova procedura operativa per garantire un ancora maggiore supporto alle donne vittime di violenza o che temono di poterlo essere, che potranno da subito usufruire di una consulenza gratuita con una professionista del settore. In Italia più di 100 femminicidi dal 1° gennaio, più di 100 donne che hanno pagato il prezzo più alto per la feroce brutalità di un uomo e di un gesto che forse si sarebbe potuto prevenire. Numeri impressionanti ed eppure ancora non esemplificativi di un fenomeno, quello della violenza di genere, per il quale si stima che in 9 casi su 10 rimanga tuttora sottaciuto. È in quest'ottica che la task force interistituzionale coordinata dalla prefettura e che coinvolge forze dell'ordine, Procura della Repubblica, Soroptimist, Fidapa, Belluno Donna, Fondo Welfare Dolomiti e i comuni di Belluno e Feltre ha introdotto l'importante novità di una consulenza gratuita con un professionista per le donne che scelgono di farsi avanti e segnalare il problema. Gli operatori di primo contatto, che sono le forze dell'ordine o il centro antiviolenza Belluno Donna, avranno a disposizione dei numeri di telefono di professioniste che volontariamente mettono a disposizione le loro competenze, pensiamo ad avvocati, dottori commercialisti o consulenti del lavoro, per poter offrire un primo colloquio gratuito con le donne vittime di violenza, in modo tale da renderle edotte di quelle che sono i loro diritti, le loro possibilità nella loro posizione. Il nostro campo di azione è quello della prevenzione. Prima che accadano azioni gravi, la cui punta massima è rappresentata dal femminicidio, occorre intervenire e dare aiuto alle donne vittime di soprusi, di molestie, di maltrattamenti, di violenza. E la prevenzione è davvero uno strumento efficace. Basti pensare che dei 3.000 casi di ammonimenti su base nazionale la percentuale di reiterazione è bassissima, ed è su queste basi che Belluno Donna, forte dei suoi 20 anni di esperienza, delle più di 1.470 donne sostenute nella sua storia, 176 nel solo 2022, lancia l'appello di farsi avanti. Cosa c'è ancora che deve emergere? Quel 94% di donne che non denunciano, che non si fanno vive, non che non denunciano, che non si fanno vive nei centri antiviolenza e che si fanno vive invece quando la situazione ormai è irrimediabile, perché arrivano al pronto soccorso o perché non se ne può più e si va in questura. Aggiudicata la gara per la realizzazione del laghetto del Nevegal con un ribasso di base d'asta del 4%, i lavori sono stati aggiudicati da un raggruppamento temporaneo di imprese formato da una ditta locale e una con sede in Trentino per un importo contrattuale di 1.200.000 euro. Il cantiere prenderà il via in primavera e si stima che la durata complessiva dei lavori sarà di circa 6 mesi. Il progetto, finanziato dai fondi PNRR, è assolutamente vitale per il proclamato rilancio del Colle, verrà realizzato in località La Grava con lo scopo principale di fornire l'approvvigionamento idrico necessario ad innevare le piste da sci per la stagione invernale. Ed ancora nel capoluogo, dove i rappresentanti civili e militari della provincia di Belluno hanno partecipato all'iniziativa di promozione della vaccinazione contro l'influenza e Covid proposta dall'ULS 1 Dolomiti. Entra nel vivo la campagna per la vaccinazione antinfluenzale promossa da ULS 1 Dolomiti e lo fa in presenza dei rappresentanti di molti comuni della provincia e autorità civili e religiose. Un vaccino particolarmente raccomandato per le persone che hanno superato la soglia dei 60 anni o per soggetti affetti da patologie gravi che in caso di contrazione della malattia possano cagionare complicazioni, ma anche per gli addetti dei servizi pubblici essenziali e agli operatori sanitari. Vaccinare sì è importante perché affrontiamo una stagione invernale, autunnale e invernale, dove è prevista appunto un picco influenzale verso appunto la fine inizio anno, e quindi il prevenire è assolutamente l'azione da fare. È una vaccinazione che viene proposta ogni anno perché il virus dell'influenza cambia di anno in anno, quindi è una vaccinazione che viene aggiornata. Abbiamo a disposizione vaccini efficaci e sicuri, gratuiti per tutti, e quindi in qualche modo eseguire questa vaccinazione mette al sicuro le nostre comunità dalle forme gravi di influenza, dall'ospedalizzazione che ne deriva
ed alcuni fortunatamente rari casi di morte che però ancora si verificano. Per accedere alla somministrazione gratuita del vaccino anti-influenzale, a cui è anche possibile affiancare quella per il Covid, è sufficiente rivolgersi al proprio medico di base o pediatra di libera scelta, e per gli over 65 anche tramite la prenotazione online sul sito dell'ULSS 1 Dolomiti. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Il mese di novembre si chiude con l'arrivo di una perturbazione che porterà diffuso maltempo. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì. Sul Veneto avremo precipitazioni diffuse nel corso della giornata, a tratti moderate. Il limite della neve sarà inizialmente a fondovalle sulle zone montane, sui 300-500 metri sulla pedemontana. Non si esclude qualche fiocco di neve misto a pioggia anche in pianura. Vediamo le temperature, le minime saranno stazionarie tra 1 e 5 gradi, massime invece in lieve calo, comprese tra 4 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui la grafica ci mostra che avremo piogge un po' dappertutto, localmente abbondanti. Quota neve inizialmente sui 400-600 metri, poi in progressivo innalzamento. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà molto nuvoloso con inizialmente debolissime nevicate miste a pioggia. Temperature minime tra lo 0 e i -2 gradi, massime sui 3-4 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.